io tratto non è tanto il LED poi un settore, parliamo della luce. Dentro probabilmente gli ingegneri si occupano di luce, di illuminazione, nel secondo quindi una mano. Però è importante, quindi oggi ho sentito con un certo piacere la relazione sia di Bianco che di Iacovelli, parlando di Iacovelli, perché di Bianco sono più o meno argomenti noti, io pur essendo un impiantista, ascoltare le sue nozioni sulla struttura mi è piaciuto, mi è interessato. Quindi tolti quei 5 che se ne intendono di luminotecnica, gli altri 5, gli altri 20 minuti di sopportazione, però può essere utile perché spesso anche voi architetti o ingegneri vengono lì, dismetti questo perché insomma, almeno prima di prendere quello che viene offerto così a scatola chiusa magari si ma guarda, quello mi ha detto che devo stare attento a questo. Allora, la luce e il buio, ci sarà una ragione per cui 12 ore di giorno e 12 ore di notte? Sono l'equilibrio della vita. Non sarebbe, altrimenti se poi è stato meglio avere sempre la luce, sarebbe stata sempre la luce, come sino a chiesa sino all'altro giorno ancora eravamo sulla terra piatta, quindi poteva essere sempre la luce. In realtà questo equilibrio, questa foto dell'Italia di notte, vede che l'abbiamo ampiamente modificato. Di notte, se guardate Milano, l'Expo, adesso questa non è dell'Expo, però probabilmente l'Expo non farà che peggiorare con la fotografia, l'abbiamo modificato. E come vedete, purtroppo lo sviluppo di un paese, le aree di sviluppo di un paese sono caratterizzate da questo inquinamento luminoso, che è un dato molto negativo. Pensate, nei paesi in via di sviluppo, perché anche nei paesi in via di sviluppo non si verifica che c'è la pianificazione, noi ci sviluppiamo qui, ma in realtà avviene sempre quasi tutto spontaneamente, in relazione non si capisce bene le cose. Vanno a pianificare gli interventi guardando dall'alto il mondo e dicono ma qui c'è un inquinamento luminoso, comincia a farsi strada, lì vuol dire che vale la pena investire. Poi facciamo una ferrovia, facciamo un corridoio infrastrutturale. Quindi gli argomenti che presento sono semplicemente questi: quadro normativo, il colore della luce, il grandezza fotometrica, il progetto il LED, che abbiamo parlato, gli apparecchi illuminanti, il confronto tra LED e diciamo apparecchi illuminanti tradizionali, parlo dei fluorescenti, e poi il risparmio energetico, il tema della mattinata, cosa vuol dire fare risparmio energetico nell'ambito dell'illuminazione. Due piani normativi. Il primo per i professionisti in generale. Il progettista ha sempre l'obbligo, che sia un ingegnere luminotecnico, che sia un termotecnico, che sia uno strutturista, quando progetta eccetera, di preoccuparsi di quella cosa lì. E la luce fa parte di questo. Diceva prima Bianca, noi paghiamo un sacco, abbiamo dei problemi perché la gente inciampa e quindi si fanno cavolo perché venerdì il tecnico, no, il livello di illuminamento. Il livello di illuminamento, detto, l'ambito illuminatecnico probabilmente è la cosa più semplice da ottenere, come la velocità in una macchina, basta montare i cavalli. L'importante è più difficile è tenerla in curva per la velocità. E qui è la stessa cosa, con altri parametri più illuminatecnici. I requisiti della salute sono chiaramente indicati nell'allegato 4, ovvero 81, ex 426, ex 547, più ingegneri che capelli bianchi, e in sostanza rimanda tutto alle norme UNI, non dando degli specifici valori. Le norme UNI, invece le UNI, ho messo, come vedete, qualcuno dirà, ma come ha messo quelli che si intendono? La 1038 non è stata superata dalla 12464? Parzialmente, la 12461, la seconda, che vedete, si occupa specificatamente con dei lavori interni del lavoro, dove c'è del lavoro. Rimane la 10380 in vigore per quanto riguarda, se volete, tutto quello che non è lavoro, le civili abitazioni. E soprattutto è interessante quella norma perché si occupa un pochettino in maniera più diffusa della manutenzione di aspetti che la 12464 non esalta. Poi le altre sono quelle principali,
gli interni, per gli esterni, per alcuni metodi di calcolo che vengono utilizzati, e soprattutto quello che riguarda la 1593, l'interpretazione energetica dell'edificio, con i requisiti per il risparmio energetico relativo alla illuminazione. Altre, in questo mi piace solamente evidenziare l'applicazione della CEI 34141, 62 è particolarmente rilevante per quanto riguarda questa nuova generazione di corpi illuminanti LED relativamente all'aspetto fotovoltaico. In più la CE è francese e sta per éclairage, quindi realmente in inglese in realtà quella Commission Internationale dell'Elettricità. Realmente poi andate a vedere che sembra l'otto Commissione di Illuminazione è francese. Per i francesi, contrariamente agli italiani, nel mercato internazionale hanno peso, non a caso la lingua degli ambasciatori per alcuni versi è rimasta in francese. È importante, e poi le leggi nazionali sono veramente luminose. Il colore. L'origine del colore è semplicemente una lunghezza d'onda, lo spettro visibile da 380 nanometri a 700 o 680, agli due estremi abbiamo il violetto e abbiamo il rosso, nel basso e nell'alto, e in mezzo abbiamo, a seconda della lunghezza d'onda, le varie colorazioni, l'azzurro, il verde, il giallo e l'arancia. Questa luce bianca, quando si scompone in quello che noi fisicamente vediamo nell'arcobaleno. Avanti, ecco quello che dicevo prima, lo spettro visibile da 400 a 380 nanometri a 680, lo spettro visibile. Nell'altro abbiamo tutti gli altri ambiti che riguardano i ultravioletti, i raggi X, i raggi gamma, le onde radio, e noi come vedete di tutto lo spettro andiamo a ricoprire, per quanto riguarda il visibile, uno spettro infinitesimale. Avanti. Riassumo velocemente quelli che sono i tre concetti della lunghezza d'onda delle frequenze, del visibile, sono tutte comprese le tre onde fondamentali, rosso, verde e blu, e questi qui sono le lunghezze d'onda in relazione proprio dai 400 ai 700 nanometri. Sono legate attraverso la velocità della luce del moto dalla formula F per lambda lunghezza d'onda uguale alla velocità. Allora, questo lo dichiaro, dicevo, bianco, luce bianca, di cui viene messa all'interno di un prisma rifrangente, dà quell'effetto che fisicamente vediamo sempre quando finisce il temporale, eccetera. Allora, ecco, visibilità naturale. Voglio parlare delle grandezze fotometriche, però la visibilità naturale dovrebbe essere naturalmente la grandezza fotometrica fondamentale. Per difficoltà oggettive è difficile sistemarla in un modello matematico, per cui la visibilità naturale io ve la porgo semplicemente perché vi rendete conto che tutto l'illuminare, o da un punto di vista naturale o artificiale, è finalizzato al suo obiettivo, la visibilità. E quindi ecco perché la visibilità è il fulcro di tutto il ragionamento. Questa visibilità noi abbiamo, come vedete, secondo quella che è la nostra visione, due tipi di visione che noi abbiamo: a piena luce, visione fotonica, e invece a luce crepuscolare, visione scotopica, e la migliore visione fotopica l'abbiamo in corrispondenza dei 550 nanometri, quella scotopica a 500 nanometri. È importante questo perché sulla base di questo poi le progettazioni, soprattutto in tecnica artificiale, devono tener conto di questa capacità dell'occhio umano di avere la visione in queste situazioni. Allora, ecco, le grandezze fotometriche, dicevo, non l'ho messa la grandezza fotometrica perché non è individuata all'interno dei manuali come grandezza fotometrica, pur essendo la madre di tutte le grandezze fotometriche. Standard, giusto per richiamo, flusso luminoso, che è il lume che mi caratterizza un po' quello che mi emette una sorgente luminosa, intesa come corpo illuminante,
quella che noi chiamiamo comunemente la parete, è un corpo illuminato. L'intensità luminosa è il rapporto incandescente lumen tra stereoradiante e l'angolo solido. L'illuminamento, ecco, questo è noto a tutti, il lux. Bene, io qui, probabilmente lì avrò 250 lux, qui ho 90 lux, che è la cosa più importante perché è quello che mi permette di vedere bene. Io vedevo bene con 90 lux, adesso ho bisogno di 200 lux e non vedo più bene, perché sono i lux che sono alcuni soldi, valgono di meno. Avanti. Altra grandezza luminanza, piuttosto importante, questa qui, perché mi dà quella che è la proiezione dell'illuminamento in una superficie perpendicolare al raggio. Questo è molto interessante e utile, soprattutto per l'illuminazione stradale, dove tu devi riuscire, in base al tipo di illuminazione, a vedere l'oggetto. Perché puoi avere magari 10.000 lux ma non vedi l'oggetto, non è così, però per paradosso tu devi curare questo particolare aspetto. La radianza, che è sempre il flusso luminoso emesso dalla superficie, che corrisponde alle superfici bianche, cioè quando tutta la luce emessa contro una superficie viene riflessa, è la luce bianca. In fondo, come avete tutto sapete, i colori non sono altro che la luce che viene riflessa contro un foglio, contro una superficie. La superficie si vede bianca perché più o meno emette tutto lo spettro, la superficie si vede rossa perché emette solamente lo spettro rosso. Allora, cosa è più importante? Una buona illuminazione deve fare riferimento a questi 5 punti, cioè dobbiamo prendere in esame in considerazione questi 5 punti. La prima cosa che dobbiamo prendere in considerazione sono i livelli di illuminamento più banali. Tutti voi dicono bene, io ho bisogno di 500 lux, 1000 lux, 2000 lux, questo è noto e ormai acclarato. Un altro è l'onda dei colori, è già un pochettino più complesso, vedete questo qui, questo lampada alogena, il tubo fluorescente, questo è 2008 gradi Kelvin, quello è un 4000, quindi siamo dei cadaveri, io sembro una fiorentina, quindi vuol dire che non va bene nessuno dei due, capito? Poi dicevamo i livelli resa dei colori. Resa dei colori è un aspetto della tonalità del colore e quindi a seconda della qualità del colore tu riesci ad apprezzare meglio un prodotto che vuoi esaminare. Limitazione dell'illuminamento e distribuzione dell'illuminanza. La limitazione dell'illuminamento vuol dire che io, in condizioni normali, non devo essere disturbato dalla illuminazione artificiale. Allora, la norma UNI 12464, richiamo questa e non la 10380, che più o meno per una serie di parametri sono uguali e per altri la vecchia norma non li prevedeva. Le scale di illuminamento raccomandate sono queste, partono da 20 lux e arrivano a 5.000 lux e hanno, come vedete, più o meno sono, diciamo che più o meno quelli che vengono utilizzati sono fino a 500 lux. I 1000 lux si utilizzano in ambienti come sale operatorie oppure visite mediche, poi per ambienti dove ad esempio si fanno selezione colori, stoffe eccetera, si possono andare anche a valori più alti, dipende da quelle che sono le caratteristiche che si vogliono prendere. Ecco, un dato importante, dicevo prima 90 lux e 100 lux, oppure 100 lux e 150 lux. Per riuscire a percepire la variazione del livello di illuminamento deve essere almeno il 50%. Cioè dire questo è 100, 110 unicamente, 100 e 160 lo percepisco e magari anche uno riesce a leggere. Un'altra cosa importante, per distinguere il volto umano ci vogliono almeno 10 lux, forse qualcosa di meno, parlando di distanze normali, se no non si riesce a distinguere i caratteri. Sono alcuni parametri che do così per chi non ha detto il lavoro, fissare alcuni concetti. Un altro fattore importante è l'estremizzone dell'illuminanza. Cosa vuol dire? Quando io vado a fare un calcolo illuminotecnico devo tener conto di tutto l'ambiente, quindi il pavimento, il suo colore, la sua forma, le pareti, il soffitto e in base alle caratteristiche che hanno, ai colori che hanno, io devo andare a definire quelli che sono dei parametri che mi servono al capo. Un esempio banale, se io ho tutta una stanza tutta nera, voi capite che non voglio abitare
quelle lì non mi riflettono assolutamente niente, quindi dei calcoli devo prendere, se voglio avere 500 lux qui devono essere quelli che vengono direttamente, no? Non arriva da tanto. Quindi normalmente qui sono i range, non si considera che ci sia una scatola nera, quella c'è solamente nelle sale di prove luminoteche per trovare le curve polari. In generale soffitti 0,9, qui con gli architetti devono stare molto attenti, loro non hanno assolutamente questa sensibilità, tu ti fai il tuo progetto, metti le tue luci, besoline, eccetera, e questo arriva, adesso va di moda, rosso sangue, e voi capite, poi ti fa il 10-20%. Chiedete agli architetti di mettere per iscritto che loro cambiano anche idea in corso dopo, non so se mi capite. Mesi, iniziali di lavoro, avanti. La norma, ecco, io voglio parlare di questo GR. L'inglese, la classe dell'elemento unificato. Questo GR è un'acquisizione recente. Nella vecchia normativa, sempre la vecchia edizione del 12464, la prima, non c'era, e si parlava quello, c'era un GA. Allora si diceva l'apparecchio illuminante dark light, a bassa luminanza, che è una roba che adesso invece questa via è piuttosto apposta e deriva sempre dalla CE 11795 di Comfort Glare Internal Lighting. Ecco, questo è importante, e ve lo dico perché è trascurato, cioè negletto, è un parametro non molto considerato, è come un filo di serie B. Invece vi posso garantire che è uno di quelli che maggiormente determina il comfort nell'ambiente. Se io ho un GR basso, vedo che sto bene, se sono molto alto, sto male. E voi come capite, questo qui è legato al costo. È inversamente proporzionale. Più il GR è basso, più costa l'apparecchio illuminante. E quindi verranno sempre proposti apparecchi illuminanti a basso costo e OGR. La scala di UGR è quella 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28. Più basso è il valore, minore l'abbagliamento. Quella è una formula, la sapete tutti, la messa che uno poi si può andare a scrivere le norme, e quella è comunque determina l'abbagliamento, l'UGR, e è riferito a quelli che sono parametri fisici all'interno dell'ambiente e dell'apparecchio del corpo illuminato. Allora, l'apparenza del colore, prima vi facevo l'esempio di questo e questo. 2800 gradi Kelvin, immagino 4000 gradi Kelvin. È importante perché si dice sempre voglio luce calda, oggi da alcuni anni nel qualunque confezione che si compri c'è la temperatura di colore. Allora, ti ricordate quando iniziano di fuori le fluorescenti compatte, quelle costavano poco? Erano 6.000 gradi Kelvin, uno arrivava a casa, toglieva la sua lampada dalla volta, ti metteva quello e diceva come la nota. Adesso non so, perché qual è il problema? Quelle 6.000 gradi Kelvin costavano insomma 7 euro, quelle a 2.200 gradi Kelvin costavano 22 euro. E uno giustamente, voi che sappia i gradi Kelvin, comprava per costare. Adesso ormai la cultura si è diffusa, direi che normalmente anche nei grandi supermercati si trovano quelle da sui 3.000. Non è importante, luce calda, non è che vada sempre bene luce calda, sappiamo, luce intermedia 3.300-5.000, luce fredda maggiore di 5.000. Per esempio, luce fredda è fondamentale laddove si fanno le scelte dei colori, perché la luce solare bianca è più vicina ai 5.000 gradi Kelvin che ai 3.000, però dal punto di vista del comfort, dello stare bene, è tutta un'altra cosa. Ecco, in questo, come ripeto, l'assenza dei gradi Kelvin, al di là deve essere, la normativa non lo suggerisce, dà alcune indicazioni nelle tabelle, ma non è molto specifica, dipende da quello che sono le peculiarità dell'ambiente e le sensibilità di chi ci abita o di chi lo ecco. Altra cosa veramente importante è la RA, la resa cromatica. Questo è importante perché questa mi rende il colore vero. Vedete, normalmente gli apparecchi illuminanti che ci sono in giro, mi riferisco ai tubi fluorescenti perché non sai, dal punto di vista illuminotecnico, le lampade allogene a incandescenza non
non si sono mai prese in considerazione, si sono al massimo prese in considerazione come illuminazioni di accento, per esempio c'era l'ufficeria dove adesso c'è l'elettrica, c'erano l'allogeria, il brillante. Ecco, qual è il vantaggio della lampada d'alloggio rispetto al tuo fluorescente? Il vantaggio della lampada d'alloggio rispetto al tuo fluorescente è che questo vetraccio può sembrare cristallo. Se voi mettete là un baccarat di chiesa a 30 euro l'uno, vi sembra un vetraccio. Perché questo qui dà la brillantezza, cosa che invece il tuo fluorescente non è mai riuscito a dare, perché proprio non ha nelle lunghezze d'onde quello che serve per questo. Questo è importante, perché io ho riassunto una tabella importante dove sono le rese cromatiche. Le rese la RA è un altro parametro importante che è la qualità dell'illuminazione. E come vedete ormai tutti gli apparecchi illuminanti sono dagli 80 agli 89, quindi generalmente sono stato abbastanza buono. In realtà oggi tutti gli apparecchi illuminanti sono compresi sugli 80 e siccome in molte applicazioni è richiesto il 90, soprattutto nella sanità, nell'ambulatorio, e allora non è così facile trovarli. Allora i tubi fluorescenti ad esempio si trovano, una volta si trovavano ancora, il tubo del 18 watt, il tubo del 36 watt, i fluorescenti compatti si faceva fatica a trovare, però purtroppo era, comunque qui siamo già ad alto livello, è un aspetto che non esaminava nessuno, e quindi, però saperlo fa sì che uno faccia una scelta consapevole e stia male, perché se uno non sa è convinto di aver fatto bene, se invece sa, sta male perché sa di aver sbagliato. È importante questo, Allora, ecco, vedete questa cosa? Questo qui è un crontofrio, è uno che è lì, che si è fisico-tecnico, perché l'illuminotecnica è fisica tecnica pure. E questo mi ha voluto esaminare ha fatto questa tabella molto interessante, dove c'è, quando io illumino, vedete, nell'asse delle ordinate ho il lux, nell'asse delle assiste c'ho i radichelli, quelli che facevamo prima. E io, allora, vedete, pleasing vuol dire che il colore che ho facendo un qualunque, si dice 1000 lux in corrispondenza a 4000 radichelli, il colore dell'oggetto è perfetto. Se invece ho 1000 lux in corrispondenza di 2500 gradi Kelvin, il colore tende un po' più, me lo tende a modificare sul rosso. Viceversa, se va a 100 lux e 6000 gradi Kelvin, me lo tende a modificare verso il violetto. Quindi sono tutti aspetti che quando serve veramente avere delle conferme di colori importanti devono essere tutti in direzione. Normalmente devo dire che hanno un grosso. Un altro aspetto delle illuminazioni ed è legato soprattutto alla materia della giornata, l'efficienza energetica, è questo. E infatti è il tema oggi perché i LED hanno questo grande spoiler in questo momento, poi magari tra 10 anni non ce li dimenticheremo. Il fluorescente che era fuori sembrava che avesse scoperto il mondo, eppure oggi sono superato però è importante. Non vi sto a dire, l'avevo messo ma poi l'ho tolto perché c'è la candela e la candela è nata la prima e non ha nessuna efficienza illumina, di più. Però come vedete le lampade di incandescenza che sono sostanzialmente le allogene e quelle normali hanno delle efficienze luminose molto basse. Stiamo parlando che io ogni watt ottengo 24 lumi, che vuol dire che una lampadina come questa deve essere 25 watt, 25 per 25 mi fa 625 lumi. Se vado a vedere corrispondentemente un fluorescente normale, compatto, mi ha da 57-62, praticamente mi ha già il triplo. Oggi con il LED ho scritto, come vedete, una cosa da 72 anni, non lo so onestamente, non si sa dove si potrà arrivare. Sino a 4 anni fa eravamo sotto i 60, adesso siamo sui 90. Teoricamente il LED può avere, poi ci sono le lampade a scale tradizionali che ancora hanno una buona validità.
E questo è tutto il problema, ad esempio, della lampada scarica, non tanto per gli interni, perché gli interni di fatto non sono mai usati, tranne i due metallici, che poi sono usati in maniera impropria, perché oggi con l'effetto fotobiologico, che allora sino a pochi anni fa non c'era la norma, e quindi si trascurava, oggi invece c'è e hanno dei problemi. Questo è interessante perché quando si vanno a fare, come nella nostra città, come in giro per il mondo, questi cambiamenti veloci di spassiamo l'illuminazione pubblica dal sodio alta pressione al LED perché vidi boh, già sta molto bene. Perché quello funziona sicuramente 4.000 euro all'anno, su quello non c'è dubbio. Quindi diciamo che oggi ce li vendono a 60.000 ore, perché poi dopo al limite sono come i tubi fluorescenti, che durano una vita, poi non fa più luce. Non è come le lampade di incandescenza, quando nacquero, quando Edison fece la sua prima lampada di incandescenza, era lì, dopo 4 anni si racconta che funzionava perfettamente. Allora dico, ma noi le note vendute non le vediamo più, allora inventarono che mettevano un filamento che garantisse al massimo 1.000 ore di funzionamento. Quindi il tubo fluorescente è uno che sino a quando, se ad esempio non si usa, non si accende e spegne spesso, praticamente va un tubo fluorescente da 18 watt mi fa 2000 lume, dopo 20.000 ore di funzionamento magari me ne fa 1.600, dopo 90.000 ore me ne fa 600. Io ho capannoni progettati, diciamo quando, sicuramente qualche decennio fa, e quindi hanno ore di funzionamento, che lo stanno mai cambiando. Le vecchie Filippi, non so se qualcuno se lo ricorda, le prime Filippi Visual Confer in delle scuole. Ecco, allora stare molto attenti, perché c'è un problema. Il LED, quando ha finito il suo ore di funzionamento, non è come l'apparecchio illuminante esterno, eccetera, che vado lì con 25 euro cambia la lampadina. Devo buttare via l'apparecchio illuminante, Avanti. Definizioni fotometriche, queste mi servono perché sono quelle di prima, ma che sono delle tabelle. L'illuminamento del capitolo 6, l'UGR limite la norma di limiti, l'UGR l'uniformità di illuminamento, perché ci deve essere uniformità, non è sufficiente che abbia 500 lux, devo anche dire ad esempio che l'uniformità deve essere del lavoro 0,6, 0,5, 0,4, a seconda del tipo di lavoro, deve trovare altezza di lavoro. In questo da 5, ma è chiaro che se parlando del corridoio parlo vedete questa è la norma per gli uffici, vedete le cose, i lux sono no, vedete gli UGR è anche una posta, ne stiamo parlando di 19, stiamo parlando del sfalgine tecnico 16, sfido qualunque ufficio tecnico, diciamo che adesso non ha più senso perché questo aveva senso quando si usavano i tecnici, però anche laddove io devo guardare il disegno, io sfido a trovare ringi di ufficio tecnico sia 16. Ci possono essere solo se si utilizzano più o meno in testa apparecchi illuminanti che di listino proprio da 550 a 560. Ovviamente oggi non è più significato, una volta lo usiamo, una volta con il tecnigrafo, altro che UGR 16. C'era lì con la lampada, si utilizzava la lampada azzurra, incandescenza azzurra, vedo Ricci che a 32 anni si ricorda bene. Bene, ecco, l'altra cosa è l'uniformità, quella che dicevo, se io ho 500 lux medi, poi non posso avere 500 qui e 100 là, devo avere in realtà. La normativa mi consente che non sia riferito alla stanza, ma sia riferito all'uniformità a dove ho il compito di lavoro, che vuol dire teoricamente lo dovrei limitare solamente se ho solamente il tipo di lavoro a questo. Quindi questo significa, soprattutto perché siamo nel calcolo dell'illuminatezza, fatto una stanza di 6x6 si può tranquillamente togliere un metro attorno, perché lì di solito non esiste mai una scrivania. Comunque bisogna stare attenti. Resa